Allora, al prossimo turno recluteremo nuovi uomini. Bene. E niente ragazzi, proviamo a lanciarci nel prossimo turno. Ah, un nuovo governatore. Mettiamolo nella Persia. Bene. Vai. E ovviamente in Persia dobbiamo sfruttare l'ordine pubblico. Vediamo un po'. Crescita, corruzione, velocità di ricerca, servizi sanitari. Meglio crescita. Bene, terminiamo. Mi dispiace ragazzi di aver perso queste battaglie. Non si può vincere sempre, però ho attaccato in maniera inconscia gli avversari credendo della supremazia del mio esercito, ma non è stato così. Vediamo. Impero romano. Vediamo gli armeni che fanno. Niente, si sono ritirati. Sabiri. I Sabiri sono là sopra in guerra contro di noi, va bene. In seguito a un nuovo accordo allora, abbiamo adesso parecchi soldini da investire. Il nostro esercito qui quasi pronto. Gli avversari addirittura abbiamo contendenti al trono. Vediamo di migliorare. Perfetto. Vediamo un po'. Vorrei continuare ragazzi sulla strada militare. Allora, vediamo cosa c'è. Questo, vediamo un po'. Perfetto, sblocca catafratti di Sarvan. Perfetto, 9 cavallerie. A Nisbis vorrei mettere davvero qualcosa. Vero. A Nisbis abbiamo messo ecco, un terreno non sviluppato, un campo di leva. Così davvero riusciamo a essere competitivi anche in questo campo. Quindi 2 campi di leva da queste parti per riuscire a lanciare una controffensiva verso il nord. Nisbis, vediamo un po'. Tenuta dei nobili, commercio, perfetto, entrate, ottimo, però consumo di cibo, non importa. Quindi qui rimaniamo fermi, abbiamo addirittura il nostro onagro. Bene, questi altri catafratti, vediamo un po' dove li possiamo mandare. Questi sono fermi per l'arruolamento. Abbiamo un agente da mandare in ama scoperta? Gli agenti vengono reclutati direttamente da... purtroppo no. Non possiamo reclutarlo se non sbaglio. Eccolo, qua possiamo reclutarlo. Più che altro no, sacerdote no. Volevo reclutare più che altro una spia. No, non ne abbiamo. Allora ragazzi, ho salvato la partita, un attimino, perfetto. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Da queste parti non credo... bene, quartieri della fanteria, guerrieri dai lamiti, schermagliatori persiani. Eccoci qua, potrebbe essere molto utile. O addirittura, ecco, in queste zone... è dove è scoppiata l'epidemia. È meglio ragazzi portare avanti un nuovo progetto di ripristino dell'ordine pubblico. Quindi è meglio, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Sì, aggiungere un altro palazzo di giustizia, perché qua ne abbiamo già uno. Potete vedere, ecco qua. No, ecco, questa è la Spahan e questa è la Persia. Quindi dobbiamo necessariamente dare una mano anche in questa zona. Bene, quest'altro esercito è arrivato, perfetto. Vediamo di reclutare nuovi uomini. Vediamo un po' se possiamo farlo. Tra 2 turni, bene. Allora, qui abbiamo tutto quello che ci serve. Perfetto, tra poco arriverà la nuova miniera d'oro. Quindi allora, in Persia stiamo costruendo un nuovo palazzo della giustizia insieme a questo esercito. Vediamo di aggiungere, riqualifichiamo queste unità. Bene, questa è tutta la Persia. Questa e quest'altra. Ok, riusciremo a migliorare l'ordine pubblico da questa parte in maniera concreta. Susa, va bene. Allora ragazzi, appena un altro turno e ci lanceremo immediatamente all'attacco. Intanto questa unità la mandiamo un pelino in avanti per vedere un pochettino quello che succede da queste parti. Abbiamo scoperto qualcosa. Che cosa è successo? Carestia. Ma dove? Vabbè, ma quello a me cosa mi interessa, perfetto. Allora, questa unità la mettiamo dentro. Con questa unità cerchiamo di analizzare la situazione fortificandoci qui sul confine. Bene, passiamo il turno. Con quell'esercito ragazzi andremo a distruggere le unità avversarie. E che noi abbiamo attaccato prima con un esercito di supporto. Non potevamo vincere. Quelle unità erano davvero quasi a dir poco inutili. Quindi adesso vediamo un po'. Impero romano d'Oriente, d'Occidente. E niente ragazzi, sono contento che questa mia ripresa dei video su YouTube vi sia piaciuta. Adesso
vedrò anche di dedicarmi. Ecco gli armeni che vanno in avanti, massacrano quel piccolo esercitino e adesso si preparano al combattimento. Vediamo. Allora, con questa unità adesso, ecco ragazzi, guardate un po' adesso l'esercito. Abbiamo 5 brigate persiane, 4 lanciatori persiani. Abbiamo anche ottimi lancieri, catafratti, e davvero possiamo ritenerci soddisfatti. Avanziamo, adesso sì che possiamo avanzare. Questa unità la portiamo qui e iniziamo a reclutare. Ecco, potete vedere che non c'è nessun popolano con la torcia che combatte. Da questa parte tutte queste unità le congediamo. Via. Sì. E scegliamo nuovi uomini. Ecco, nuove brigate, almeno 6. Nuovi schermagliatori, troppi. 5, bene. No, 4, visto che abbiamo arcieri. E davvero qualche lanciere può andare bene. Ottimo. Un esercito davvero degno di nota. Anzi, forse è meglio toglierne uno di questi e aggiungerne uno di questi. Con questi 2 eserciti, ragazzi, saremo davvero in grado di fare a pezzi tutta l'armata del nord. Vediamo qua come sta andando. Abbiamo finito la nostra miniera d'oro. Qui stiamo terminando il nostro campo di reclute. Bene. Questo esercito però, ragazzi, non è granché, questo fortificato. Potrebbe darci qualche problema. Forse l'unica cosa buona è l'onagro. Dovremmo forse aspettare altri 2 turni ed è meglio. Quindi questo esercito lo lasciamo qua dietro. Facciamo le cose per bene. Una spia, ci serve una spia per forza. Passiamo ragazzi il turno. Prima salviamo. Bene. Andiamo avanti. Allora, qualcuno mi ha domandato su Facebook che cosa preferivo tra Rom 2 e Attila. Beh, veramente preferisco di più Attila. Non so perché, ma lo vedo diverso da Rom e allo stesso tempo più intrigante. Non so dirvi in maniera molto precisa il perché, però vedo anche un... ecco qua, attenzione, Arran partecipa alla guerra. Ma no, ma non se ne parla. Vedo anche, diciamo, più un'attenzione più diretta alle unità da tiro, da corpo a corpo, quindi diciamo che preferisco Attila Total War. Fazione distrutta, classica, il morbillo addirittura nel 400 d.C. e una nuova missione assegnata. Vediamo un po'. Entra in guerra con l'impero romano d'Oriente. Che bello. No, per adesso ragazzi è meglio attendere qualche attimo. Allora, vediamo cosa possiamo fare. La guerra dichiarata, perfetto. Questa unità vediamo di... Ma io dico ragazzi, quanto manca ancora qua? Un turno. Ma perché dobbiamo rischiare? Ecco, qua possiamo utilizzare il nostro nuovo centro in maniera più aperta. Perfetto. Che cosa facciamo? Io dico di scambiare un attimo le unità. Non si può fare ancora, o sì? Si può fare. Volevo... Dov'è? L'onagro. Sì, lo volevo sotto. Lo volevo sotto, perfetto. Accetta. Ora abbiamo anche la macchina d'assedio. Forse con questo esercito è meglio attendere qualche attimo in più. Qualche mercenario lo possiamo prendere. Un altro onagro dei mercenari. No? Frombolieri armeni dei mercenari. Fighi. Scambio di unità. Sì, signorina. Allora, il borgo in villaggio. Stiamo finendo ragazzi i soldi, ci serve qualcosa. Ecco, una produzione di tintura potrebbe essere utile per avere nuova ricchezza. Piccola città, in città. Questa la facciamo. Perfetto. Certificati e sigilli. Ok. Vediamo di reclutare qui qualche nuovo combattente. Bene, abbiamo ottime possibilità di reclutamento. E adesso ragazzi ci prepariamo all'invasione. Intanto passiamo... nuove abilità per i nostri generali. Ovviamente conferiamo... Allora, capacità di movimento. Perfetto, importantissima. Diamo a quest'altro generale... Vediamo un po' difesa corpo a corpo, addestramento, costi di costruzione. No, altro movimento nella mappa. E un altro generale qui nel nord, movimento nella mappa. Bene, aiutanti. No, a questo no. Vediamo se possiamo aggiungere un nuovo compagno qui nel sud. Vediamo un pochettino il nostro generale. Eccolo qua. Pronto. Non mi ricordo come si apriva la schermata del generale.
Vediamo un po'. Non mi ricordo per adesso. Vediamo qui. Quando hai selezionato Allora la ragazzi, funzione- mi sa che possiamo passare il turno. Mi dispiace di avervi fatto vedere adesso solo momenti di stallo, qualche battaglia persa, però sto riprendendo mano col gioco anch'io e devo un pochettino organizzarmi. Non so perché davvero l'impero persiano è iniziato così, con queste unità, diciamo. Era meglio non averle, perché davvero avere 4 contadini armati non è che ci cambiava tanto la situazione. Avete visto, scappano come lepri davanti ai nemici, quindi è meglio non averli, dai. Tanto abbiamo 3 esercitoni che si stanno adesso avvicinando e non vorrei essere nei panni degli armeni. Vediamo quello che nascondono là dietro, perché io non vedo nulla. Ancora questo morbillo. Ma io cosa posso fare? Ancora un altro affare di stato, un attimo. Intanto il morbillo ci sta distruggendo. Purtroppo io non posso fare. Abbiamo 4 città contagiate, ragazzi. Ma cosa posso fare? Cioè, i servizi sanitari non li abbiamo neanche messi per. Cioè, per i servizi sanitari credo che ci sono. Eccoli qua. In tutte le città che sono state colpite. Speriamo che rimane isolata in Persia questa cosa. Intanto qui, adesso un attimo, ragazzi. Prendiamo questo grosso esercito e lo portiamo qui sul fronte. Questo esercito qui lo, come dire, liberiamo. E quest'altro lo portiamo all'attacco. Vediamo un po' di portarlo in avanti. Vediamo cosa c'è. Bene, bene. E adesso basta con questo circondare. Vediamo un po' di attaccare immediatamente gli avversari in modalità aggressiva e distruggerli definitivamente. Aia. Pa. Bene. Nuova conquista, ragazzi. Che cosa facciamo? Radia al suolo. No. Occupa e saccheggia. Occupa. Saccheggia. Occupa. Sicuramente tutti i prigionieri vengono rilasciati. Certo. Occupiamo. Bene. Allora. Questo esercito. Guardate chi c'è qui. Lo mettiamo qui e lo fortifichiamo. Questo non lo buttano a terra neanche a cannonate. Qui vediamo un po' cosa possiamo migliorare. Abbiamo portato avanti queste 2 ricerche. Lo so che dovrei lanciarmi nell'ambito civile, ma ci serve un attimo questo. Eredità militare persiana. Bene. Vediamo un pochettino. Ecco, abbiamo dei nuovi uomini che possiamo migliorare. Riqualifica. Eccoci qua. Allora. L'affare di stato. L'albero genealogico. Sì, un attimo. Dov'è? Aspettate. Il potere politico del. Non riesco a trovarlo. Vediamo. Si dice in giro che uno dei nostri generali gareggerà in incognito negli imminenti giochi di Shougang. Se vince otterrà un grande prestigio, ma rischia anche di uscirne ferito. No, promuovi la sua partecipazione. Sì, facciamolo giocare un pochettino. Allora, vediamo un po'. Abbiamo diversi eserciti pronti. Vediamo un po'. A posto. A Susa non posso fare niente. Qui posso solo creare un quartiere della fanteria, ma non ci serve. Soldi buttati, qui nient'altro. E dobbiamo solo aspettare che passi questa malattia. Non posso fare niente, ragazzi. Non posso costruire ospedali, nulla. Dobbiamo solo attendere. Abbiamo tanto cibo. Abbiamo preso questa bella città. Esercito pronto. Gli faremo fare un giro per attaccare la capitale. E penso che con 2 eserciti ce la facciamo, sì. Salviamo. Bene. Fine turno. Una nuova abilità. Allora, abbiamo detto capacità di movimento sulla mappa, che è molto importante. A quest'altro. Ragazzi, queste sono le prime cose da fare, perché ci serve il movimento. Ricerca. Questo anzi, che è qua dietro, è meglio dare un punto in più alla ricerca. Bene, che si ritrova addirittura qui indietro, quindi non lo sfrutteremo nel combattimento diretto. Andiamo. Allora, Sassoni, i Suebi. Ma qual è quella fazione là col toro? Quei Chicago Bulls lì accanto sopra di noi. Chissà che cosa fanno. Cosa combinano. Vediamo un po'. Ecco gli armeni. Alleanza difensiva. State chiedendo troppo, Perfetto. Addirittura conquistano gli armeni. Attenzione.
Allora, vediamo un po'. I richiami del dovere. Quel comandante di prima, ragazzi, è rimasto ferito, purtroppo. Va, meglio mettere uno con poca influenza, per esempio questo, in modo tale che non crei problemi. Bene. E vediamo un pochettino il nostro impero. E ancora! Dove è arrivato questo morbillo? Lì nel nord. Vediamo un po'. Ancora? Anche nel sud. E fame, problemi di fame. Aspettate, ecco qua il nostro torneo di Shogun. Il tuo generale preferito sta gareggiando. Molti degli altri concorrenti si stanno alla larga. Tuttavia durante uno sfortunato incidente si colpisce con la propria mazza e perde conoscenza. E quindi abbiamo perso il nostro più grande generale. Bene. Allora, che cosa dovevamo fare? Abbiamo problemi di cibo in tutta la regione. Vediamo di migliorare qualche campo. Qua abbiamo dei cavalli. Vediamo un po'. Centro di recluta, accampamento della milizia. Nuove caserme, ci serve cibo, vediamo un po', con tutta questa malaria abbiamo davvero perduto qualsiasi cosa. Vediamo un po'. Ho capito, abbiamo problemi. Ecco qua. Afflitta dalla carestia. Come può essere? Come può essere? Vediamo un po'. Intanto ragazzi speriamo di conquistare qualche riserva di mangiare da queste parti. Vediamo che cosa hanno, foresta e addirittura campo di leva. Non ci servono queste, maledizione. Queste unità intanto possono essere migliorate. Perfetto. Riqualifichiamole. Guerrieri sogdiani, guardate che sono fighi. Bene. Anche questi. Bene. Queste unità le lasciamo qua un attimino. Intanto nel campo civile vediamo di scoprire le fattorie di grano. Così davvero riusciamo a migliorare qualcosa. E con questa unità ci lanciamo nelle foreste. Vediamo un po', perché non vorrei essere beccato nelle retrovie. Questa unità la facciamo andare avanti. Questa la dispieghiamo e gli facciamo fare la guardia qua dentro. E proviamo a dare un'occhiata. Vediamo che c'è qui. Vediamo che c'è qui. Ci possiamo fortificare? Bene, fortifichiamoci qui. Vediamo di scoprirla. Qui lasciamo perdere. Ragazzi, abbiamo sprecato tanto cibo. Potete vedere altro consumo di cibo qua per il nuovo accampamento. Mi sa che l'annulliamo questa costruzione. Sì, meglio annullarla ragazzi, così evitiamo il problema. Rifugio per carovane. Sì, me lo ricordo, l'avevo fatto prima. Dobbiamo fare qualcosa. Recinto per la cavalleria. Catafratti. Caserma. Converti. Niente, in un campo di addestramento. Pure lo possiamo demolire. Altare, questo è importante. Arbela, vediamo cosa c'è qua. Ecco, campi di grano importanti. Qui c'è questa. Campi di... guardate quanti campi di grano che abbiamo. Susa. Mandria di cammelli. Oh, i cammelli, guardate quanto cibo danno. Mettiamo ragazzi qua un campo di grano. Qua abbiamo già una mandria di cammelli. Qua abbiamo addirittura pesce. Qua invece di allevatore dei cavalli quanto ci dà? 30, 42 42, 48. Così invece 56, circa 70. Sì, bene. Dovete patire la fame per qualche altro turno. Benissimo. Salviamo. Beh ragazzi, vediamo di passare il turno e vedere un pochettino quello che accadrà. Sì, nuovo personaggio. Bene. Astuzia, vediamo un po'. Esperienza, costi di reclutamento degli agenti. Sì, questo può essere utile. Vediamo di aggiungere anche il movimento sulla mappa. Un nuovo governatore alla nostra provincia, nell'Armenia, nostro nuovo territorio. E ragazzi, passiamo il turno e vediamo un pochettino quello che accadrà.